Beh, questo lo so, dov'è? È qui. Monteveglio. Monteveglio, bellissimo. Beh, ci passo sempre. Sì, Monteveglio è proprio un'attrazione particolare, c'è il paese sotto, un paese moderno, ma si sale sopra e c'è la famosa abbazia di Monteveglio. Abbazia fondata naturalmente dalla Granduchessa, la Matilde di Canossa, e che la fondò fondamentalmente, come faceva in altre zone. Nei 40 anni in cui dominò quella parte d'Italia, la Granduchessa fece un sacco di cose, una donna che è rimasta sola al potere fra impero e papato, quindi insomma un personaggio importantissimo che poi ci dimentichiamo, non gli diamo tanta importanza, invece è importantissimo. Io ho anche rappresentato, no, ho raccontato Matilde di Canossa in un documentario. È per quello che ci tiene tanto. In una documedia. Lei si sente Matilde di Canossa. Esatto, e quindi la difendo ad oltranza, ma in realtà è vero, non si conosce tanto. Ma cosa successe lì a Monteveglio? Cosa successe? Successe la grande Enrico battaglia. IV, arrabbiatissimo perché aveva subito l'umiliazione di andare a Canossa, passa per Monteveglio e se la prende col castello di Monteveglio e lo mette sotto assedio. Allora, nel 1092. Esatto, considerare che era facile assediare Monteveglio, perché Monteveglio è una collina che praticamente si affaccia sulla pianura, no? Però quindi, Monteveglio ha resistito. Quindi Monteveglio resiste e con Matilde, che appunto è furba, ne sa di sette cotti, che cosa fanno? C'è la leggendaria mucca grassa messa fuori dalle mura dopo mesi d'assedio. Quindi Enrico IV vede la mucca grassa e dice: insomma, questi hanno da mangiare. Ma allora com'è? Eh sì, è un emoticon praticamente, un'immagine che ha dato il senso ad Enrico IV, che lì non c'era niente da fare. Ma quante ne sai? Però adesso cosa c'è? Hai voglia adesso di aspettare. Una cosa importante è il parco regionale dell'abbazia di Monteveglio. E quindi l'abbazia è tutta da visitare, il borgo è tutto da visitare, è un luogo particolarmente ameno. Ricordatevi, dall'8 al 10 giugno c'è una festa medievale con ricostruzione, ma all'inizio della Quaresima c'è un'altra manifestazione bellissima che per me è meravigliosa, no? Ed è la festa della Saracca, anzi il funerale della Saracca. Chi si ricorda che la Saracca era questo la sardina, questa roba proprio un pesce azzurro proprio del nostro mare, da poco, che i contadini mangiavano assieme alla polenta, ma non è che mangiavano sardine e polenta, mangiavano la polenta e poi ci tocciavano, come si diceva. Verbo tocciare, che vuol dire intingere, vuol dire strofinavano la polenta per dargli un po' di sapore. Ecco, quindi era simbolo della miseria, il totale simbolo della seppellire la Saracca vuol dire seppellire la miseria. Comunque in questo periodo, appunto prima della Quaresima, vanno in giro, fanno vedere questa Saracca e poi la seppelliscono sotto una croce. Fine. Questo e poi si va a mangiare. Sì, certo. Questo e tante altre cose è Monteveglio, un luogo davvero particolare.